Vi porto adesso invece a un'altra storia, perché Starbucks arriva, in realtà c'è un emiro del Qatar che era venuto in Italia per fare tante belle cose e che, disperato dalla burocrazia del nostro paese, decide di andare via invece, guardate. Ancora una volta rischiamo che la burocrazia in Italia faccia scappare uno dei principali investitori sul nostro territorio. Qualcuno l'aveva ribattezzato il piano Marshall del Qatar per la Sardegna, ma dopo 5 anni dal suo arrivo anche l'Emiro ha già perso la pazienza. Mentre il governo spera di attirare in Italia i paperoni di mezzo mondo con la tassa fissa, chi progettava di fare da noi grossi investimenti è costretto a rinunciare. Tutta colpa di burocrazia e incertezze sulle norme. L'Emiro del Qatar sembra pronto a fare le valigie e a lasciare subito Portocervo. Questa è la celebre piazzetta e quello alle mie spalle è uno degli hotel super lusso che ora l'Emiro Al-Thani sarebbe disposto a cedere a un fondo americano. Se l'Emiro lascia è un brutto colpo per l'intera Sardegna. Danzano circa 8 miliardi di investimenti promessi da parte del fondo del Qatar. Questo territorio da tempo ha orientato le sue aspettative rispetto a questo ingente investimento. In Sardegna l'Emiro del Qatar aveva deciso di investire su 3 settori strategici, il turismo, la sanità e gli aerei. Spendendo 600 milioni di euro nel 2012 ha comprato la Costa Smeralda e dopo ha rilevato l'ex ospedale San Raffaele di Olbia, immaginando di trasformarlo in un grande centro di ricerca con un investimento di oltre 1 miliardo. Da qualche mese ha anche acquisito il 49% di Meridiana, ma il decollo della nuova compagnia slitta continuamente. Una multinazionale come il Qatar, che sta investendo in tutto il mondo, ha necessità di risposte e di certezze. Oggi non siamo stati in grado né di dargli risposte né di dargli certezze. Considerato la gallina dalle uova d'oro, anche il porto è tra le proprietà del fondo sovrano del Qatar. La stagione turistica è ancora lontana, ma qui già arrivano i primi super yacht. La fuga dell'Emiro del Qatar è un danno anche per gli altri albergatori? Assolutamente sì, tutto quello che è in mano in questo momento al Qatar e che serve di sviluppo per anche i piccoli, ha una ricaduta su tutto il territorio. Tutti i progetti marchiati Qatar sono rimasti a metà. I nuovi alberghi che Al-Thani avrebbe voluto costruire a Portocervo sono bloccati dalle norme urbanistiche e sull'ampliamento di quelli vecchi è piombata la mannaia delle inchieste. Se pensate che ogni euro investito in turismo dà un ritorno di 8 euro, fate i conti poi per quello che vorrebbero investire loro, quale sarebbe il ritorno per l'intero territorio.